Appuntamenti in agenda per giovedì 5 settembre, seconda tappa del 48esimo Giro della Lunigiana, gara ciclistica della categoria Juniores. 28 squadre partiranno alle 10:45 da Portofino per contendersi la vittoria al traguardo, posto a Chiavari in Corso Colombo. Il gruppo transiterà per Santa Margherita, Recco, Uscio, per poi percorrere parte della Fontana Buona e da San Ruffino lanciarsi verso Chiavari. L'arrivo è previsto per le 13. Una serata di scherma sotto le stelle a Santa Margherita Ligure. Nei giardini a mare dalle 17 i bambini potranno provare lo sport della scherma con gli atleti e gli allenatori del club Scherma Rapallo. A partire dalle 18 inizierà la gara staffetta di Fioretto. Nella ludobiblioteca civica Libri in Gioco del comune di Lavagna si svolgeranno dalle 17 delle letture ad alta voce alla scoperta della natura per bambini dai 3 anni in su. Il tema dell'incontro sarà avventure scoperte nel bosco. L'entrata è libera. Tornano gli eventi di circuito in musica, concerti all'ora dell'aperitivo. Nei giardini di Via del Tritone a Genova si terrà dalle 19 la serata Unplugged, dedicata alla musica d'autore e non solo, arrangiata in chiave acustica. A esibirsi il duo formato da Luca Borriello e Romina Mognol. In preparazione ai festeggiamenti in onore di Nostra Signora del Suffragio, che quest'anno celebreranno il bicentenario dell'incoronazione della suffragina, dalle 19:30 nelle strade di Recco si terrà l'apertura degli stand gastronomici con menù a tema e spettacoli musicali. La sesta edizione di Sprizziamo Cultura, rassegna di incontri letterari all'ora dell'aperitivo, chiude con l'ultimo appuntamento. Villa Sottanis a Casarza Ligure ospiterà alle 20:30 l'autrice Marta Ciccolari Micaldi, che presenterà il suo libro Sparire qui. L'incontro è gratuito. Primo evento a cura delle guide turistiche abilitate collaboratrici dell'Hub Tertiguglio, con la visita guidata al centro storico di Sestri Levante, in italiano e in inglese. Partenza alle 21 da Palazzo Fasce Rossi. Con l'occasione sarà possibile visitare anche la chiesa di San Pietro in Vincoli e gli affascinanti resti dell'oratorio di Santa Caterina. La partecipazione è gratuita.